Smart City, ovvero tutti insieme verso il futuro, per servizi migliori, imposizione fiscale più bassa e maggiore peso politico. Si pensi ad esempio alla Federazione dei 20 comuni che la città intelligente immagina come parte della futura città pedemontana, con i suoi 159.000 abitanti e che andrebbe a creare la quarta città del Veneto per popolazione dopo Venezia, Padova e Verona. Al momento un sogno, un po' di più, perché i tavoli di concertazione si sono già fatti, le idee sono sul piatto, i tempi non sono ancora prevedibili, ma molto si sta muovendo e la prima attuazione verso la città 4.0 sarà il nuovo sportello Smart. Fare matching tra piccola e media impresa bassanese che ha esigenze di innovazione e l'Università di Padova che invece questa innovazione può farla veramente. Per i giovani studenti per fare aggregazione e far incontrare l'impresa con la formazione. L'amministrazione in questo senso può essere una sorta di casa, non solo un luogo fisico, ma anche un luogo dove le idee e i progetti vengono sostenuti, vengono accolti, vengono messi a confronto, vengono fatti crescere. Buona amministrazione ma anche promozione di idee e generazione di sogni, perché la città d'area non sia soltanto un contenitore tecnologico, remando tutti nella stessa direzione a prescindere dalle appartenenze politiche.